Al Cinema Zenit di Perugia invece si è tenuta la proiezione del film Porzus del regista Renzo Martinelli. La proiezione è stata organizzata dall'associazione Focolar Furlan Umbria. Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti e da Lorenzo Salvi che cura questo servizio. Ci troviamo a Perugia, esattamente presso lo storico Cinema Zenit, dove lo testimonia questa macchina che si trova all'ingresso del cinema, questa macchina da proiezione. Questa sera sarà trasmesso il film Porcius del regista Renzo Martinelli, che si troverà in sala a rispondere alle domande e a dare alcune spiegazioni sul film che a suo tempo destò tanto scalpore. Ma andiamo a raccogliere le testimonianze di diretti interessati. Sì, diamo questa notizia. Noi pensavamo di avere un intervento, no? Quelle differite da lontano, forse risponderà da Torino, da Milano. Invece lui mi ha detto: guarda, se qualcuno mi viene a prendere, io ho sposato una Tuderte, vengo volentieri al cinema. E così allora mi sono armato di armi e bagagli e ho incaricato uno dei miei migliori uomini di Orvieto, dell'associazione culturale, scusate mi esprimo così, a prenderlo con l'incarico di fare da autista al regista. Ha grande significato la sua presenza. Ha un grande significato perché è vero che il film c'ha un'anima, ma se c'hai anche quello che gli ha dato l'anima, che è il regista, allora tutto assume un significato diverso, e soprattutto la possibilità delle persone di interagire direttamente col regista, delle idee che ha avuto e delle difficoltà che ha sostenuto, perché fare un film in generale non è facile, fare un prodotto cinematografico. Poi su alcuni contenuti lui si è concentrato sempre su film molto impegnativi, no? Come dicevi tu, Marco, ha fatto anche La strage di Ustica, tutti film, insomma, con un certo peso, quindi devi entrare, come si dice, con i guanti di velluto in alcuni argomenti. Questo è il mio secondo film, Porzus, ed è un film che in Friuli Venezia Giulia ancora oggi, dopo 80 anni, è considerato un tabù. Non si può parlare di Porzus perché è l'episodio più vergognoso della resistenza italiana. Un gruppo di partigiani comunisti su ordine di Tito, jugoslavo, uccide un gruppo di partigiani cattolici italiani che ammazzano altri italiani, tra cui c'è Francesco De Gregori, lo zio del cantautore, che comandava questo gruppo di cattolici, e Guido Pasolini, il fratello di Pasolini. Quindi una brutta vicenda sulla quale è calato un silenzio di tomba, insomma, non se ne può proprio parlare, perché pochi in Italia sanno che sia i cattolici che i comunisti combattevano lo stesso nemico, quindi il nazifascismo, ma con finalità opposte. Per andare a individuare le persone, gli attori, le attrici, dove le ha trovate, dove le ha reperite? No, diciamo che noi abbiamo capito subito che tirava una brutta aria, perché come sempre facciamo mandiamo le richieste ai comuni per poter fare le riprese. I comuni chiedono la sceneggiatura e ci dicono: ok, venite e girate. Nessun comune del Friuli Venezia Giulia ha ospitato la troupe per le riprese, ci hanno rifiutato i permessi. Il film Dove avete girato? tra il Lazio e l'Abruzzo. Non ci è stato dato il permesso di andare in Friuli e girare. Nessun comune, abbiamo fatto decine di richieste, tutte bocciate. Le spiegazioni le avete ricevute? No, semplicemente quello che le dicevo, parlare di Porzus in Friuli Venezia Giulia è come violare un tabù. Io sono molto legato al Friuli perché io ho girato, scritto e diretto 11 film, 4 sono dedicati al Friuli: Porzus, Vaillant, Carnera e un altro film importante che è l'11 settembre del 1683, Marco d'Aviano, la battaglia di Vienna. Quanto una vicenda possa darci fastidio, bisogna seguire quello che insegnava un grande storico francese che era Marc Bloch, che diceva: il giudice e lo storico hanno un dovere in comune, l'onesta sottomissione alla verità. La verità può anche darmi fastidio, può contrastare con la mia ideologia, come deve pensare, ma se quella è la verità io la devo accettare, mi ci devo sottomettere. Questo è quello che cerco di fare con i film. Io trovo che sia Gastone Moschin che Gabriele Ferzetti hanno dato una grande interpretazione entrambi. Un'altra grande interpretazione è di un attore che purtroppo è mancato recentemente, Gianni Cavina, che nel film interpreta Spaccaossi, un partigiano dell'Osoppo. Gianni era molto molto affezionato a questo film. Il suo prossimo progetto? Qui mi tocca un nervo scoperto, perché sono 15 anni che tento di fare un film che nessuno vuol fare, ed è l'uccisione di Benito Mussolini, che non è andata come l'hanno raccontata. Quindi non è stato ammazzato alle 16:10 da partigiani comunisti
davanti al muretto di Villa Belmonte sul lago di Como. Non è andata così. Agatha Christie diceva: un indizio è solo un indizio. 2 indizi possono essere una coincidenza, 3 indizi fanno una prova. Io sono qui perché faccio parte dell'associazione culturale Fogolar Furlan dell'Umbria, essendo pordenonese, ma vivendo a Perugia dal 2019. Ho conosciuto Stefano diversi anni fa per caso e mi ha colpito molto una sua maglietta che recitava tutti i vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia, e ho detto questo sicuramente è corregionale, e da lì niente, mi ha convinto a fare parte di questa associazione Fogolar Furlan dell'Umbria, che è anche estesa in tutto il mondo. Esiste proprio l'ente Friuli nel mondo. Le manca il Friuli? Devo dire di sì, mi manca molto, anche se vivo bene qui in Umbria. Però il Friuli è sempre casa. Ogni volta che vado a trovare i miei parenti e i miei amici sono sempre molto molto felice. Il Comitato 10 febbraio è il comitato che è nato all'indomani della istituzionalizzazione della legge del ricordo, la legge che finalmente, dopo tanti anni di silenzio, ricorda i martiri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. E questa è una serata particolare perché c'è la proiezione di un film che ricorda l'eccidio di Porzus, che è un'altra delle pagine strappate dai nostri libri di scuola. E lei personalmente cosa la lega al Friuli e a tutto quello che è successo nel tempo? Io sono vissuta 20 anni in Friuli prima di venire in Umbria, e la mia vicina di casa era la nipote di una signora il cui marito era stato infoibato. Quindi di queste storie ne ho sentito parlare fin dall'infanzia, e da quel momento ho deciso di portarla avanti come impegno civico, come lotta privata e civica per ricordare delle pagine per troppo tempo dimenticate. Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti. Puntata straordinaria questa di Obiettivo Umbria, storie e notizie dal cuore verde d'Italia, perché siamo andati con le nostre telecamere fuori dai nostri locali. Abbiamo trovato e vissuto delle esperienze bellissime con eventi, persone, territorio.